Il decreto rimborsi per i truffati dalle banche venete c'è, nel silenzio totale dopo mesi di polemiche il provvedimento di governo diventa attuativo, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Incidente a bordo di un peschereccio nella notte a largo di Chioggia, forse per un malore un uomo cade in acqua disperso in mare, ricerche in corso della Capitaneria. L'incidente di Povegliano, nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede l'auto che zigzagava prima dell'impatto, mortale come se a bordo fosse in corso un litigio. Promessa del nuoto, instaccabile lottatore in vasca e ragazzo amatissimo dai compagni, il ricordo di Manuel Paulon, morto ieri con la sua moto, lutto cittadino a Meolo. È follia pensare di portare le grandi navi a Marghera, così inquinata da essere la Fukushima del Veneto, parole del grillino Berti a Ringo, sulle quali ora è bufera. Bomba di accessi e pronto soccorso negli ultimi giorni, ben 1000 in poche ore solo a Vicenza per l'improvvisa ondata di caldo che ha scatenato influenze e mal di gola. Folle di turisti a Venezia, andate a Treviso, il New York Times promuove il capoluogo della Marca preferendolo alla troppo caotica città lagunare. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3, l'avete sentito dai titoli, dopo mesi di attese finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per i truffati dalle banche, le associazioni ora via al fondo dei rimborsi, ma ci aggiorna sulla questione tanto sentita da migliaia di risparmiatori veneti al telefono da Vicenza Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Da Vicenza c'è una svolta nella vicenda delle banche popolari venete fallite. La notizia infatti è che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una nuova pagina, il decreto attuativo per la creazione e poi ovviamente per l'utilizzo del fondo di risarcimento, una vera e propria notizia importante perché il percorso ora diventa irreversibile, ci fa sapere Patrizio Miatello dalla cabina di regia delle associazioni che rappresentano i soci che chiedono di essere risarciti. Una procedura insomma che viene definita positiva e ora si passa davvero all'ottimismo. L'appello ai soci da questo momento in poi è quello di preparare tutta la documentazione perché si avvicina il momento in cui servirà presentarla senza errori. Proprio per questo sabato 15 giugno ci sarà un'assemblea organizzata dalle associazioni per dare delle indicazioni pratiche sui prossimi passi dell'iter di rimborso. Le discussioni interne al governo proseguono, questo va detto, ma ora trovare nero su bianco delle indicazioni nella Gazzetta Ufficiale sembra davvero sia un notevole passo in avanti nella vicenda. Per il momento da Vicenza è tutto, linea allo studio. Ed ora la cronaca, andiamo nel veneziano con l'incidente che si è verificato nella notte a bordo di un peschereccio al largo di Chioggia. Un marinaio è caduto in acqua e risulta disperso. Ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori, buongiorno. Buongiorno da Chioggia, dove si cerca un pescatore trentenne disperso da questa notte dopo un incidente avvenuto su un peschereccio al largo intorno alle 3. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto, allertati immediatamente dall'equipaggio che era composto da 4 persone sul peschereccio in navigazione solitaria a circa 4 miglia dal litorale di Pellestrina. Alle ricerche hanno partecipato immediatamente anche altri pescherecci, circa una decina che si trovavano nei dintorni, assistiti dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Chioggia e un'unità della Guardia di Finanza. Le ricerche stanno tuttora proseguendo anche da parte dei vigili del fuoco che nel corso della mattinata sono impegnati anche con il nucleo sommozzatori e della Guardia di Finanza con l'ausilio degli elicotteri. Non si tratterebbe comunque di uno scontro come era stato comunicato in un primo momento, il trentenne sarebbe caduto in mare da solo. Per il momento da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed ora torniamo nel Trevigiano a Povegliano. Le indagini della Procura di Treviso sull'incidente in cui ha trovato la morte una 62enne venerdì notte. Primi riscontri alle accuse della fidanzata, secondo cui il 22enne che ha causato lo scontro frontale l'avrebbe fatto apposta. Sentiamo.
È un ragazzo che potremmo definire assolutamente normale, un studente universitario in corso, al terzo anno di economia e commercio, di ottima famiglia. Tengo a precisare che anche gli esami tossicologici erano assolutamente negativi, quindi direi un ragazzo senza sbavature nella sua vita. Fabio Crea, avvocato del 22enne al volante dell'auto che venerdì sera si è scontrata frontalmente con la vettura a bordo della quale viaggiavano Giuseppina Lobrutto, 62 anni, morta sul colpo, e il marito, Flavio Cagnato. Descrive così lo studente di Santa Cristina di Quinto. Il ragazzo, tuttora ricoverato, non ricorda nulla di quella sera, ma le accuse della fidanzata 21enne di Arcade pesano come macigni e il lavoro di polizia e procura della Repubblica per accertare oggettivamente la sua volontà di invadere l'altra corsia, di scontrarsi con l'altra auto, procede e sta dando i primi riscontri. Non ci sono segni di frenata sul posto e le telecamere di videosorveglianza comunali confermano, come riferito dalla giovane, che l'auto ha zigzagato sulla provinciale prima dell'impatto, come se fosse in corso una lite all'interno dell'abitacolo, come se la 21enne seduta al posto del passeggero stesse tentando di impedire la sbandata, e tutto perché, dice lei, gli aveva detto che tra loro era finita. Qualora fossero confermate da un punto di vista procedimentale queste dichiarazioni, chiaramente l'ipotesi delittuosa potrebbe essere modificata e certamente aggravata rispetto a quella che ordinariamente viene contestata, qual è l'omicidio stradale. Omicidio volontario e tentato omicidio, le accuse che il ragazzo rischia. Ieri alla madre ha chiesto della fidanzata: perché non mi ha salutato, le ha domandato. Mamma e papà hanno incontrato l'avvocato, non può averlo fatto apposta, ripetono. Ed ora la tragedia di Meolo, un'intera comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane Manuel Paulon, giovane promessa del nuoto, morto ieri ad appena 16 anni. Sentiamo. L'improvvisa scomparsa di Manuel Paulon ha gettato nel lutto non solo la famiglia, distrutta dal dolore, ma un'intera comunità. Il comune di Meolo ha annunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale, non ancora fissato, ma che sarà con tutta probabilità domani o venerdì. Il sedicenne ha perso la vita ieri mattina in un incidente con la sua moto. Ha perso il controllo del mezzo su questa semicurva, scivolando nel fossato, e forse non andava nemmeno troppo forte, ma a essergli fatale è stato un muretto in cemento dove è finito la sua corsa, picchiando violentemente la testa. A nulla sono valsi i soccorsi del SUEM, giunto sul posto anche con l'elicottero. A piangere Manuel Paulon anche allenatori, dirigenti, amici e compagni della società sportiva Piave Nuoto di San Donà, dove il ragazzo si allenava quasi ogni giorno, inseguendo con costanza la sua passione per il nuoto, che praticava fin da piccolo, primeggiando nella specialità del fondo, dove aveva raggiunto ottimi risultati, al punto che allenatori e compagni parlavano di lui come di una giovane promessa. Nella pagina Facebook di Piave Nuoto campeggia da ieri una grande foto di Manuel e molti sono i commenti di cordoglio per la famiglia. «Ciao Manuel», hanno scritto in un post i suoi allenatori. «Quanto ci piacerebbe risentire quella frase che ogni allenatore e compagno di squadra sente tutti i giorni finito l'allenamento. Ci vediamo domani. Purtroppo noi non avremo questa fortuna. Quello che ti possiamo dire, caro Manuel, è che mai come in questo momento vorremmo vederti fare quello che più in assoluto amavi, nuotare». E proprio domani mattina tutta la squadra di nuoto tributerà un commosso ricordo a Manuel e lo farà nel luogo dove il ragazzo, dando fondo alla sua passione, si sentiva a suo agio, la piscina. Andiamo ora in Corte d'Appello a Venezia, dove c'è attesa per la sentenza nel procedimento nei confronti del macellaio padovano Walter Onichini, accusato di avere sparato ad un ladro ferendolo gravemente. Ci aggiorna al telefono in diretta da Venezia Filippo Fois. Buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia, dove c'è attesa per la sentenza nel processo a carico di Walter Onichini, il macellaio padovano che era stato accusato di tentato omicidio per aver sparato ad un ladro che stava rubando la sua automobile a Lignaro. Siamo nell'estate del 2013. Nel primo processo, nel processo di primo grado, la sentenza era stata di condanna a 4 anni e 11 mesi più un risarcimento di 24.500 euro a carico del ladro. Qui a Venezia invece le cose sembrano andare in maniera estremamente diversa, perché il procuratore generale Giancarlo Bonocore ha commutato l'accusa da tentato omicidio a lesioni colpose. Tra l'altro per le lesioni colpose
erano previste le repliche della pubblica accusa e della difesa, mentre il presidente della seconda sezione della Corte d'Appello ha fermato tutti annunciando che si trovava qui solamente per entrare in Camera di Consiglio e decidere. A questo punto quindi è iniziata una lunghissima attesa che per ora si sta ancora protraendo. Naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Bufera dopo le parole del grillino Berti a Ring lunedì sera. A portare le grandi navi a Marghera nella Fukushima veneta è follia, ha detto riferendosi all'inquinamento dell'area. Sentiamo. Ma no, mi scusi, cioè, l'idea che ho sentito balenare oggi è di andare a portare i turisti che vengono a visitare la città più bella del mondo e di depositarli nella Fukushima del Veneto, cioè a Marghera, uno dei luoghi più inquinati sul pianeta. Cioè, se questo è il massimo che sono riusciti a concepire. Quindi Marghera follia, le dice, non è una soluzione. Di fronte a questo, cioè, dobbiamo ancora riuscire a ottenere gli ultimi 200 milioni di euro per completare i marginamenti, per bloccare l'inquinamento di Marghera e ci vuole portare i turisti. Allora, è talmente allucinante che faccio fatica anche solamente a parlarne. Ed ora l'inchiesta su SESA, il colosso padovano dell'asporto rifiuti, sceglie Facebook. Roberta Gallana, sindaco di Este, per spiegare la posizione del comune che guida socio al 51% l'azienda. Il processo dei rifiuti è controllato, continuerò a vigilare come ho sempre fatto, scrive il Primo Cittadino. Sentiamo. Oggi a Venezia al lavoro, serena perché svolgo con serietà ed impegno il ruolo che mi è stato affidato dai cittadini di Este. Scioglie il silenzio che ha caratterizzato la giornata e affida il primo commento all'inchiesta SESA a un lungo post su Facebook nella convulsa serata di martedì. Roberta Gallana, sindaca di centrodestra, alla guida del comune di Este dal 2016. L'inchiesta, nata da fanpage, punta dritto contro il suo municipio, socio di maggioranza del colosso specializzato nel trattamento e nell'asporto di rifiuti. Accuse che Roberta Gallana respinge al mittente. A chiamare i cronisti nella città, spiega il sindaco, sarebbero stati esponenti dell'estrema sinistra e affiliati ben conosciuti in città che avrebbero costruito un castello di infrazioni che, per quanto mi è noto, sono del tutto inesistenti. Infrazioni legate al passato della città, continua il sindaco Gallana, che guarda alle precedenti amministrazioni. Come ogni anno, dice, anche nel 2018 sono stati effettuati innumerevoli controlli che non hanno mai rivelato nulla di anomalo. Il gettare fango per motivazioni politiche su un'impresa certificata che dà lavoro a più di 500 persone nel territorio ed è stata più volte premiata non risponde certamente al bene della collettività che rappresento. Spiega, argomenta e conclude il sindaco Gallana. Voglio rassicurare i cittadini che continuerò a vigilare, come ho sempre fatto, perché nulla venga fatto in contrasto con il bene primario della loro salute, che è per me il bene più importante. E restiamo nel padovano. Dopo l'incidente al tram di Padova sono state aperte 3 inchieste su più fronti. 3 inchieste per far luce sul deragliamento del tram avvenuto lunedì sera alla Guizza, che ha provocato il ferimento dell'autista e di altri 3 passeggeri. La prima è quella avviata dalla Procura, che ha dato mandato ai carabinieri di acquisire tutta la documentazione tecnica. La seconda è quella del Ministero, che utilizzerà l'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi per verificare se quanto accaduto possa replicarsi su altri mezzi della flotta Traslor padovana. Terza e ultima inchiesta, quella interna avviata da Bus Italia per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto è stata prolungata la sospensione della circolazione del tram per altre 24 ore, infatti sono previsti autobus sostitutivi. In una nota ufficiale Bus Italia spiega che la sospensione della circolazione è stata decisa per consentire ai tecnici degli interventi di ripristino della linea di alimentazione elettrica a seguito dello svio avvenuto lunedì sera. Nel solo mese di giugno però sono stati almeno 4 gli episodi in cui il tram ha registrato problemi. Il caso del deragliamento intanto è diventato una questione politica. Dal comune, sindaco e vice sindaco si dicono convinti nella scelta di portare avanti la costruzione della nuova linea del tram. Le opposizioni però chiedono un referendum e la testa del presidente di Bus Italia, Andrea Aragona.
L'incidente di lunedì sera arriva anche al tavolo del ministro dei trasporti Danilo Toninelli con una lettera inviata dall'ex sindaco di Padova, ora sottosegretario all'economia Massimo Bitonci, che chiede di cambiare la tipologia del mezzo. Un gesto che ha fatto infuriare il sindaco Giordani, che ha bollato la lettera di Bitonci come pura strumentalizzazione. La cronaca ora nel Trevigiano, incendio questa notte a Trevignano. Sentiamo. Rogo nella notte a Trevignano in via Fossalunga. Le fiamme sono divampate poco dopo le 3:30 da un'auto parcheggiata nel sottoportico di un'abitazione. I proprietari non erano in casa. Ad accorgersi dell'incendio sono stati i vicini di casa, allarmati dal fumo e dall'odore acre diffusosi nel quartiere. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti da Montebelluna e Treviso, che hanno lavorato fino all'alba per domare le fiamme. Salvato il cagnolino dei proprietari, che rischiava di morire soffocato dal fumo. Sul posto anche il 118 e i carabinieri. Pubblica un annuncio su un sito per vendere la propria auto e si ritrova truffato di 10.000 euro. Vittima un italiano residente in provincia di Treviso, che è stato raggirato grazie ad uno stratagemma architettato da un gruppetto di persone attive tra Veneto e Friuli. A Udine sono stati arrestati moglie e marito. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3, parliamo ora di reddito di cittadinanza. È Treviso la provincia veneta con il maggior numero di accessi ai CAF per presentare la domanda di sussidio, ma oltre la metà degli aventi diritto rischia di percepire una cifra irrisoria. Che è fatta, come dire, una ottima propaganda. Però il risultato è del tutto insoddisfacente. Reddito di cittadinanza è Treviso, secondo gli accessi ai CAF CGIL, la provincia veneta che ha presentato il maggior numero di domande, 2.644, sulle 13.162 totali del Veneto, ma ben 1.420 si riferiscono a persone con una fascia di reddito ISEE compresa tra 4.000 e 9.000 euro, che in caso di accoglimento percepiranno al massimo 150-200 euro al mese, non certo gli agognati 780. Pochissimi arriveranno, circa sono nell'ordine dei 350-400 persone, arriveranno a prendere il tetto previsto dei 700 erotti euro, a meno che non abbiano la casa di proprietà, perché se no già là si abbatte. I rimanenti avranno un riconoscimento del tutto irrisorio. Rimpiangiamo a sto punto il REI, che perlomeno aveva stabilizzato i lavoratori che andavano in supporto nei comuni per fare appunto questa verifica e per tentare di trovare soluzioni per chi era effettivamente in difficoltà. Ai CAF da marzo a oggi si sono presentati individui con le situazioni più varie per verificare se avevano diritto o meno al reddito di cittadinanza, anche un soggetto che aveva in conto corrente circa 100.000 euro e così pure la moglie. Tra le cose particolari si sono rivolti a noi ad esempio soggetti detenuti, agli arresti domiciliari, soggetti che magari di fatto, devo dire, già a priori si poteva capire che non potevano rientrare in quanto titolari di patrimoni abbastanza ingenti, però chiaramente tutti provano giustamente a vedere poi il calcolo e se hanno accesso a un beneficio. 1.354 invece le domande presentate a oggi per andare in pensione con quota 100, modalità che insieme a Opzione Donna ha fatto lievitare le domande di fuoriuscita dal mondo del lavoro dalle 662 del periodo gennaio-maggio 2018 alle oltre 1.000 degli stessi mesi del 2019. Pratiche che hanno aumentato non di poco la mole di lavoro nei patronati, che si attendono ora per fine mese un'altra ondata ancora, quella delle domande degli assegni familiari, la cui richiesta cambia modalità. Sappiamo che gli assegni familiari si rinnovano ogni anno dal 1° di luglio, quindi non c'è più la possibilità di fare la domanda cartacea e consegnare il tutto al datore di lavoro, ma si dovrà fare la domanda telematica. Gli aventi diritto si può stimare attraverso i dati dell'INPS che siano circa 21.000, ok? Quindi per noi patronato chiaramente è un impegno forte. Ed ora
parliamo del caldo di questa estate che è arrivata senza passare attraverso la primavera. I prossimi giorni peraltro sono previste temperature e afa molto elevate anche sulle nostre zone. Intanto aumentano i casi di bronchiti ed infezioni dell'apparato respiratorio in questi giorni. A Vicenza, pensate, sono stati addirittura 1000 gli accessi al pronto soccorso negli ultimi 4 giorni. Sentiamo. 1000 persone in 96 ore. È super lavoro per i sanitari dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il caldo tanto atteso ha fatto aumentare gli accessi di pazienti a pronto soccorso. Lo sbalzo termico ha messo in crisi anziani e bambini soprattutto, con oltre il 70% dei pazienti colpiti da malattie dell'apparato respiratorio, faringiti, tracheiti, bronchiti, polmoniti e infezioni respiratorie di varia natura. Una volta c'era un passaggio naturale dall'estate all'inverno e poi dall'inverno all'estate con la primavera. Adesso invece assistiamo proprio a dei veri e propri sconvolgimenti climatici che portano a grossi sbalzi termici nell'arco della stessa giornata. Ecco, il caldo che è arrivato ha portato però con sé una buona dose di malattie dell'apparato respiratorio. Certo che sì, perché l'apparato respiratorio di fatto è in prima linea contro l'esterno, verso l'esterno. L'apparato respiratorio dispone di meccanismi di difesa che noi però spesso misconosciamo, non mettiamo in funzione, e cioè i meccanismi di difesa del naso, per esempio, l'importanza di usare il naso invece che la bocca quando noi ventiliamo, cioè tiriamo dentro l'aria. Importante per riscaldare l'aria respirando dal naso, dove i peli mettono in campo la prima e naturale azione di filtro. Aumento dell'età media, corpi più fragili, soggetti allergici, intolleranti, diverse le cause, ma certamente il rischio di contrarre infezioni da virus in occasione di stress termici simili a quelli di questo periodo è alto. Importante anche creare un ambiente adatto, fondamentale quindi l'operazione di pulizia dei condizionatori al primo uso stagionale. All'interno dei filtri sono chiaramente indagate particelle, anche germi, anche sostanze tossiche, e la ripresa del funzionamento di questi strumenti, di queste pompe, crea un grosso movimento di pulviscolo nell'aria ed è quello che noi poi andiamo a respirare. Questo all'interno, chiaramente. Insomma, periodo di super lavoro per voi. Sicuramente per i pronti soccorsi, che sono la barriera e quella che proprio si propone subito per le persone che hanno dei problemi tipo respiratorio. E dopo di conseguenza anche noi pneumologi che vediamo sia un aumento dei ricoveri, ma anche direttamente inviati dai medici di assistenza primaria per tossi, bronchiti, riniti a lenta evoluzione o verso già fasi evolventi, verso fasi di cronicizzazione. Adunata Triveneta degli Alpini, a Tolmezzo grande mobilitazione di Antenna 3 in vista di questa settimana così importante per le penne nere. Venerdì e sabato puntate speciali di ring a partire dalle 21:15 e collegamento con Tolmezzo, e poi domenica la diretta della sfilata. Viva gli alpini e viva le stelle alpine! Sarà una grande settimana all'insegna delle penne nere, come sempre su Antenna 3. I giorni che ci accompagnano al raduno Triveneto degli Alpini a Tolmezzo questo weekend racconteranno i preparativi, le emozioni, i ricordi e gli incontri di un grande popolo propenso all'aiuto del prossimo. Ancora cappelli puliti, ancora file compatte, ancora bella gente. Un servizio dedicato alla scoperta della patria, dedicato alla scoperta dei principi del dovere, dell'onestà e della coerenza. Ogni giorno i telegiornali sveleranno il retroscena dell'organizzazione della voce dei nostri alpini, ma Antenna 3 ha in serbo 2 grandi novità. Oltre alla diretta dell'intera sfilata domenica a partire dalle 9:30, venerdì e sabato sera infatti alle 21:15 andranno in scena 2 puntate speciali di ring interamente dedicate al raduno Triveneto.
Ospiti, servizi e collegamenti in diretta da Tolmezzo per seguire tutte le emozioni di questo weekend di festa e ritrovo. L'omaggio all'ossario e i frammenti di storia del Museo della Grande Guerra di Timao di Paluzza, ma anche reportage dai luoghi in cui si combatté tra i monti del Pal Piccolo e Pal Grande, o dove perse la vita la portatrice carnica, medaglia d'oro a valor militare, Maria Plozner-Mentil. Antenna 3 accenderà i riflettori sui primi arrivi, gli allestimenti, le cerimonie che precedono la sfilata di domenica, per non perdere il nostro appuntamento con la storia. E siamo ora alla pagina dello sport con il basket. La De Longhi Treviso vince la prima gara della playoff per la promozione in Serie A, battuto ieri sera Capodorlando per 90-72, grande partita per i ragazzi di coach Menetti che sono riusciti a vincere sull'avversario che non perdeva una partita dalla fine di gennaio, ed ora grande attesa per domani, gara 2 al Palaverde. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, tra pochissimo torna ore 13 con la CGIL risponde. Al centro di questa puntata e licenziamenti illegittimi con Fabio Zamperla ed Antonio Ventura. E poi vi ricordo l'appuntamento quotidiano subito dopo i TG serali 20:10. Questa sera Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle sulle grandi navi e sulle richieste dei grillini veneti al governo. È tutto dunque per questa edizione, questa prima edizione dei nostri TG. Come sempre vi lascio alle previsioni del tempo. Il meteo, buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo stabile e soleggiato, tuttavia non si esclude una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali. Sul Veneto qualche nube in più sui rilievi dove saranno possibili anche dei piovaschi, specie durante le ore pomeridiane. Più soleggiato invece sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e stabile ovunque, con il sole che sarà protagonista su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno su tutte le province. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 31 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane invece avremo qualche pioggia a carattere sparso, ma in genere di debole intensità. Temperature minime sui 16 gradi, massime comprese tra 30 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.